Poi è chiaro che se vinci contro gli ex campioni d'Italia ti dà ancora più certezze per avere una consapevolezza di essere squadra forte. Questa è una frase infelice perché innanzitutto noi abbiamo ancora lo scudetto sulla maglia, quindi bisogna portare rispetto. Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere nei confronti di un'altra squadra. Mi dispiace perché Luciano Spalletti è un bravissimo allenatore, magari deve stare un po' più attento quando parla, allora ecco, però non può dire una cosa del genere perché, ripeto, mancano ancora 16 partite, poi se lui ci ha visto così male o vedendo la situazione ci ha messo già, ci ha tolto lo scudetto, ce l'ha scuscito di dosso. Dispiace perché noi abbiamo fatto tanto per cucirci quello scudetto e quindi bisogna avere comunque rispetto. Buona fortuna a lui, ecco. Buona fortuna a lui suona pesante, eh? Questo può essere tutto fuel, questa è tutta benzina. La frase del genere mi fa capire che lui non ha mollato. Cominciamo. Amici miei, buongiorno, prima di tutto l'educazione, che non in tutti gli ambienti c'è educazione, ma mi sono svegliato presto al mattino e sono ancora con le luci del mattino, la neve, qua non si capisce niente, però ne valsa la pena, secondo me. Cosa? Ne valsa la pena, secondo me. Perché Scott è gigante, anche se non dice niente di folgorante o di rivoluzionario, si vede quanto è spesso, proprio lo spessore dell'uomo e dell'atleta. E poi Conte perché ovviamente prima la domanda per portare la polemica, per fare i titoli con Spalletti, poi arriva in inglese una domanda un po' più tattica e allora lui comincia a parlare e quasi si illuminano gli occhi, a un certo punto si ferma, dice questa sembra quasi una lezioncina che sto facendo, non è proprio abituato a farlo, non lo so se gli piace farlo oppure no, però mi è sembrato che lo facesse volentieri, di entrare un pochino più nel dettaglio del calcio moderno, cosa è cambiato, quindi ne possiamo parlare. Ci spostiamo perché voglio partire da questo. Conte dietro, ma sì, lasciamolo così, che ce ne frega. Parto da questa immagine qua, perché a Scott chiedono anche della doppietta che fece col Manchester United contro il Chelsea e sono andato a rivedermela così per sfizio, insomma era uno Scott molto più giovane, che è sto 39 dietro le spalle, che significa. Però vedete che accanto a lui c'è Højlund e qua Scott lo anticipa proprio perché fa meglio il movimento. Il cross qua glielo mette Garnacho, il quale adesso ce lo troviamo nel Chelsea, così sono storie calcistiche veramente pazzesche. Comunque chiedono a Scott come stai e non è una domanda sbagliata secondo me, perché c'è preoccupazione. Se poi volendo parlare insomma della gestione di Conte, dei minuti eccetera eccetera, quello che poi non ha mai potuto tirare fuori è proprio Scott, insomma. E lui spiega che cerca di recuperare, che poi siamo pagati per giocarle tutte queste partite, quindi si lamenta poco Scott. Poi gli chiedono se la sconfitta può essere un punto di forza, sconfitta con la Juve, un punto di forza per battere il Chelsea, sconfitto un punto di forza. Vabbè, al massimo puoi pensare che sia la voglia di rivalsa, vabbè. Non mi sono scritto niente, anche perché poi il microfono non funzionava nemmeno tanto bene. Io ve le dico queste cose perché non so se voi seguendo la conferenza sul canale YouTube del Napoli, perché io la traduzione non c'era, per me va bene, però magari per qualcuno che l'inglese non lo parla. Questo va bene? Funziona. Ok. Sì. Così ce ne andiamo per un'idea. Gli chiedono sugli infortuni e lui dice it's part of the game, è parte del gioco, sappiamo che possono avvenire e dobbiamo farci la croce, nel senso dobbiamo affrontare così com'è. Sei il giocatore che ha fatto più gol di testa, gli dicono, e lui risponde lo so, tenga una capa tanto, me lo dicono tutti. Uno scherzo penso tra lui e McTominay che dice che lui e Højlund che tengono la testa grossa, dopodiché gli fanno la domanda che ha segnato 2 gol col Chelsea e lui dice non vede l'ora di affrontarli eccetera eccetera. Calciate poco da fuori, questa domanda se la può fare e dice pure, lo sai che pure mio padre me lo dice,
dice che ogni tanto dovremmo calciare di più, proprio un uomo di famiglia, un uomo della small town, la famiglia. Dice sì, però dobbiamo calciare di più, però dobbiamo fare la giocata che è più utile alla squadra. A volte calciare da posizioni inutili, impossibili, non è nemmeno il caso. Domani è una partita da dentro fuori, mando un bacino ideale a Italia Mele che non ha detto è una finale. È partita da dentro fuori, è corretto. E anche la Premier contro l'Italia. E Scott dice un'opportunità per far vedere il nostro valore. Insomma, risposte inutili. È sorpreso per Carrick. Questa domanda non deve arrivare qua. Però giustamente lui, essendo un uomo dello United, ci può stare. Dice no, non sono sorpreso, le solite cose fa. E anche sull'allenatore del Chelsea, allenatore molto giovane. Sì, sono un grande allenatore, mi interessa poco. Scott lo dice proprio. Mi interessa poco poi andarmi a vedere gli allenatori eccetera eccetera, io mi concentro su quello che dobbiamo fare noi contro la squadra, che poi l'allenatore, cose nuove rispetto all'anno scorso, sto imparando molto, mi sono riabbassato, le sappiamo tutte queste cose. Dopodiché Conte, perché poi andiamo nel conquibus e voi potete lasciare il like qua, lasciate il like qua, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, siete completamente pazzi. Me lo stanno scrivendo, dice con le domande giuste si possono fare belle conferenze anche, sì. Insomma, la prima domanda dice la sua peggiore navigazione, nel senso si riprende la metafora delle onde alte, la barca eccetera eccetera. E qua Conte, iscritto già al canale, almeno lui lo è, dice al peggio non c'è mai fine. Cioè, vi ricordate quando eravamo tipo quinti, quarti, poi quinti, sesti, si diceva vabbè peggio di così non può andare, all'epoca di Garcia, poi venne Mazza, vabbè peggio di così, e io mi dissi ma perché non potrebbe andare peggio? Che frase è? Peggio di così non può andare peggio, può andare sempre peggio. Cosa dici? Può andare peggio, perché tu pensavi vabbè almeno teniamo a Neres, no nemmeno Neres, perché tutte le volte che abbiamo dovuto cambiare modulo. E poi Conte a un certo punto gli esce un inglesismo, sembrava a me, perché dice proprio dobbiamo essere effettivi, ma credo che intenda effective. Bellissimo, Conte sta insamato come me a livello, perché l'inglese, perché lui quando poi rispondo in inglese perché so che dentro di lui vuole fare meglio in Europa, e ha senso ragazzi, ha senso, perché Conte in Italia è già una leggenda, l'avete visto cronache ieri dove dicono proprio in Italia è il migliore al mondo, in Italia è il migliore in assoluto, in Europa è uno dei peggiori. Lui vuole togliersi di dosso questa etichetta e quindi vuole fare bene in Europa, vuole fare bene in Champions, credetemi, e risponde in inglese anche per dire io già parlo la lingua, se a qualcuno interessa sono convinto di questa cosa qua, ma andiamo avanti, stiamo dando tutto, siamo solo mancati ancora gli fa male la partita col Copenaghen. Conosco il Chelsea ovviamente molto bene, ma abbiamo un alleato forte, i tifosi possono essere decisivi. Qua lui chiama veramente a raccolta, dice mi piacerebbe vedere un'onda azzurra che ci spinge, sarebbe bello. È sempre brutto da parte mia quando un allenatore è dovuto a chiamare l'aiuto del pubblico dovrebbe arrivare di default, e lo ha fatto Conte, lo ha fatto Juan Jesus più volte. Insomma, non fatevi chiamare in causa, siate già pronti a farlo, mormoratori di Don Raffaele. Poi gli chiede Calvino, gli chiede ex campioni d'Italia, e lui, ve l'ho fatto sentire nell'intro, la frase infelice, bisogna portare rispetto, auguro a lui buona fortuna, e poi ci mancano ancora 16 partite, già ce l'ha tolto lo scudetto. E questa è una frase anche pericolosa da dire, perché diventi un meme. Ricordate Pioli che con la Fiorentina dice quello non ci hanno messo, l'ho scritto sulla lavagna, vediamo se poi non entriamo nella lotta per la Champions, e sei diventato un meme perché sei retrocesso. Sembra quasi che sei, poco. Allora, Pioli è retrocesso, poi la Fiorentina si salverà. Conte che dice mancano ancora 16 partite, se te ne scendi è brutta da accettare, quindi Conte non ha mollato. Questo lo dobbiamo sottolineare, lui non ha mollato e vuole giocarsela ancora, perché ancora c'ha lo scudetto addosso.
Alma. La soluzione con 2 punte, Conte dice io ho altre soluzioni, te ne tengo parecchie di soluzioni in mente, quella poi anche altre. Se dal mercato arriva un altro numero 10 creativo, e allora si può fare, perché per questo modulo qua con il 3-4-2-1 Conte individua, gli servono delle caratteristiche molto particolari per fare i 2 trequartisti, i 2 numeri 10, vedi Neres, e lo stesso Lang forse non aveva quelle caratteristiche là, ecco perché secondo me si lascia andare, perché Lang è più un esterno che tocca la linea, invece gli serve uno che sta bene tra le linee non solo esterne ma anche tra l'attaccante e i centrocampisti. È importante questa cosa tatticamente. Per Lukaku ci vuole ancora tempo, ce lo ripete, è arrivato sto ragazzo, questo che è un po' Mazzarri, il ragazzo del Verona, però ci aggiunge, visto che Conte lo sa, che è iscritto al canale, lo sa che mi dà fastidio, ci aggiunge, noi lo chiamiamo Joe, quindi non è il ragazzo del Verona senza nome. Può giocare da 10, può giocare anche da seconda punta, insomma, quindi stiamo andando verso quel 3-5-2, ma dice, il problema è Anghissà, che quando ci sarà Anghissà, e io metto puntini, perché secondo me Anghissà non ci sarà, sta girando la voce, quindi è inutile che vi nascondo quello che so. Se l'ernia al disco è pesante o si deve operare anche lui e lo salutiamo definitivamente, oppure se la deve gestire può stare attacca e stacca, questo è il massimo che può fare Anghissà. Se poi è perché Conte gli ha chiesto di prendersi Lucca sulle spalle, lui teneva il mal di schiena, e di accompagnare Lucca all'aeroporto in modo tale che ci liberavamo di Lucca, e gli è scesa l'Anghissà, allora anche lì è colpa di Conte questo infortunio, deve prendersi le sue responsabilità. Poteva mandare un altro, poteva mandare a Tiberio, lo chiamava da dove sta e accompagnava lui a Lucca. Le idee ce le ha, poi deve avere i giocatori. Aspettiamo Gilmour, aspettiamo Frank, poi Amir e Politano dice sono meno gravi, bello e buono, li rivedremo. È il massimo degli infortuni nella sua carriera. Ogni anno tutti hanno infortuni, bene o male, muscolari, ma massimo di 1 mese, 3 settimane, capita a tutti. Quelli da operazione, dice, ci mette un po' per far uscire la parola, dice più sfortuna, perché Lukaku è KDB, poi Gilmour che poi è un'operazione, là non è un infortunio muscolare, poi Neres si è struppiata la caviglia e là è la gestione tra medico e lui che lo mette subito in campo. Frank che si fa male in nazionale, non posso però piangere, devo trovare soluzioni. Stiamo solo a metà anno, quindi dita incrociate che non ne succedono altre. Domenica non siamo stati dominati, e qua se guardi il finale, insomma se guardi il secondo tempo, sì, hai tenuto un po' di più possesso palla, però nel primo tempo non dico che siamo stati dominati, però hanno giocato meglio loro, si può dire. Domande poi in inglese, lui risponde sono arrivato 10º, vi ricordate? Ho vinto la Premier, vi ricordate? La Premier, poi dopo siamo arrivati in finale di FA Cup, vi ricordate? E poi l'abbiamo vinta l'anno dopo la FA Cup, vi ricordate? Volevo ringraziare Abramovic, volevo la loro winning mentality, la mentalità vincente. Poi sì, giocatori giovani, però se i giocatori giovani sono Enzo Fernandez, costano 100-150 milioni ognuno, perché il Napoli ha fatto 115 milioni solo Fernandez è costato tanto. Allora a quel punto anche i giovani vanno bene, per mettere le cose in chiaro. E poi gli arriva la domanda un po' più tecnica, perché gli chiedono proprio i calci piazzati, i falli laterali stanno diventando importanti. Pure il giornalista inglese si è iscritto al canale, perché ieri vi ho fatto vedere McKennie che cosa combina. Il calcio cambia, vedi il portiere non basta che giochi solo con i piedi, serve la lunga gittata, perché se ti vengono a prendere e ti pressano alti anche sul portiere evitandoti il giro palla, tu devi avere la lunga gittata per sorprenderli alle spalle. A pallata, alla fine niente di straordinario, lo facevamo anche con Osimhen, però se c'è la gittata più lunga, per esempio dal fondo, non è manco fuori gioco, voglio dire. Vedi l'Arsenal sui calci piazzati, per esempio, la gittata laterale è importante, ecco perché è importante prendere giocatori anche strutturati o che sappiano fare certe giocate. Dobbiamo essere noi bravi a dirlo anche al club e farlo capire anche a quelli che non sono proprio degli addetti ai lavori, cioè nel senso alcuni dirigenti poi dopo che si occupano di alcune cose di campo è poco, e devi aggiornarti se vuoi rimanere rilevante, e questa è una cosa che non voglio accanirmi, però Sarri non l'ha fatto. L'ho detto, non pigliatevi a male.
Sarri non si è aggiornato. E poi gli chiedono anche di Diego Costa e dice non perdo tempo con queste cose, onestamente so che nel calcio come nella vita ci sono le persone intelligenti e le persone stupide, e so che abbiamo vinto, lui ha vinto con me col Chelsea, poi se ne voleva andare via e dopo che se n'è andato via dal Chelsea non ho più notizie, non so più che fine ha fatto. Insomma, non lo provocate perché ci date una chance di rimanere vivi. Al volo prendo lo scavetto. Tanto la formazione del Napoli la sappiamo, non c'è dubbio. L'unica cosa che vi volevo far vedere è una curiosità sul Chelsea. Guardando le posizioni medie delle ultime partite, parte 4-2-3-1, vi volevo far notare che i terzini sono molto interni, specialmente Reece James, che tocca molto il pallone all'interno del campo. Cucurei, lo sappiamo, li conosciamo. Queste sono partite un po' più facili da leggere perché i giocatori e le loro caratteristiche le conosciamo. Joao Pedro tocca il pallone in tutte le zone del campo e spesso, in questo caso Estevao, finisce per essere quello là più avanzato. Pedro Neto, insomma, vabbè, sono dei giocatori incredibili. Sono ottavi in Champions League e quindi ci vogliono rimanere per evitare 2 partite in più. Ecco perché la nuova formula della Champions ti costringe a giocartela fino alla fine, quando invece gli altri gironi all'epoca tu bene o male eri già qualificato. Arrivare primo o secondo non era detto nemmeno che era un vantaggio, perché dipendeva dalle altre che arrivavano primo o secondo. Quindi oggi anche il Chelsea che passa vuole passare da ottava per evitare queste 2 partite. Però vedete anche col Pafos, guardate come sono interni, toccano proprio il pallone al centro del campo. Guardate qua come sono stretti e corti. Quindi non lo so, il Napoli forse può e dovrebbe allargare, però dovremmo avere giocatori sulle fasce. Se si mettiamo pure a Gutierrez, non lo so. Spero che Conte abbia un'idea geniale che sia un pochino meglio di quella di Gutierrez, perché non mi fa impazzire. Oppure dopo l'apprendistato di quelle 2 partite dove è andato un pochino migliorando, adesso è il momento di fare il partitone anche a piede invertito. Da New York, Valerio Frido è tutto. Iscrivetevi al canale perché ci divertiamo. Conte si è iscritto e voi no. Lasciate un like e ci vediamo domani. Un bacio.